Lotta, spaccio e degrado nell'entroterra veneziano maxi blitz delle forze di polizia tra Mestre e Marghera, compreso il famigerato sottopasso di via Ulloa, oltre 140 le persone identificate. Nella riforma del codice della strada entrano per la prima volta anche i limiti di velocità delle imbarcazioni nella laguna di Venezia, un provvedimento contro il moto ondoso. Basta inutili polemiche, la Romea va messa in sicurezza per i cittadini. Dopo i continui attacchi del consigliere Montanariello sui cantieri lungo la Romea, arriva la replica del sindaco Armelao. Nuove polemiche sui rimborsi per l'acqua alta del 2019. Secondo la Municipalità di Venezia e il Partito Democratico, il Comune ha complicato le modalità di accesso all'ultima tranche di rimborsi. In un paese democratico tutti hanno diritto alla difesa. L'Università di Padova difende il docente oggetto di una petizione perché difende Filippo Turetta. Un'operazione su vastissima scala del patriarcato ha permesso di restaurare in pochissimi anni 33 chiese di Venezia con una spesa di 25 milioni di euro. Sabato, giorno della memoria, in diretta su Antenna 3 dalle 21 lo spettacolo teatrale realizzato dagli Alpini di Oderzo e dal centro da Ponte dal titolo Baracca 18. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La lotta al degrado e allo spaccio in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con il maxi blitz delle forze di polizia tra Mestre e Marghera. Oltre 140 le persone identificate, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Non solo Mestre, massima attenzione anche su Marghera. Sono oltre 140 le persone identificate in poche ore nel maxi blitz di lunedì notte durante il servizio alto impatto di monitoraggio straordinario contro il degrado, lo smercio di droghe e la criminalità, in estensione anche a Marghera. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha trasferito infatti lo schieramento interforze al completo al di là del sottopasso con pattuglie della Questura Lagunare e Reparto Prevenzione Crimine di Padova coordinati dal Commissariato di Mestre. 8 posti di controllo, 30 le auto fermate e ispezionate, 4 i locali passati al setaccio, 2 le denunce per violazioni al foglio di via. È stata un'azione corposamente sviluppata su una fascia di territorio che era quella del quadrilatero di Via Piave e che ovviamente viene modellata in relazione al territorio in ragione di quelle che sono le evidenze che le attività di analisi ci consentono di verificare e quindi eventualmente spostando la nostra azione di contrasto in ragione dello spostamento dei fenomeni criminali. Il questore evidenzia un ripresentarsi ciclico dell'emergenza con attacchi anche a negozi, bar, farmacie e pizzerie, spaccate, intrusioni, danni e furti anche a Marghera, ma anche esercizi tenuti d'occhio per le frequentazioni sospette. Parallelamente a questa attività abbiamo verificato come sia importante sviluppare anche un'attività di analisi investigativa e anche un'analisi di repressione e quindi questo lavoro ovviamente stiamo facendo con le nostre componenti investigative. Ma la sicurezza si declina in tanti modi. Nella riforma del codice della strada entrano per la prima volta, come ci racconta Filippo Fois, anche i limiti di velocità delle imbarcazioni nella laguna di Venezia. Il rispetto dei limiti di velocità delle imbarcazioni a Venezia entra ufficialmente nella riforma del codice della strada. Dopo vuoti normativi e diversi contenziosi amministrativi, con l'emendamento approvato in Commissione Trasporti alla Camera, primi firmatari, i deputati Giorgia Andreuzza ed Eric Pretto, la laguna potrà contare su una misura certa per regolamentare la navigazione interna. Una battaglia storica portata avanti da ormai 30 anni dal consigliere Giovanni Giusto e in seguito da tutto il gruppo della Lega, che ha visto un grande lavoro di squadra, soprattutto un importante contributo da parte del Ministro Salvini, da parte del Ministero, per trovare la giusta soluzione. La sicurezza in laguna è definita condizione imprescindibile per migliorare la qualità di vita a Venezia, in quel delicato ecosistema sempre più solcato da traffici commerciali, servizi passeggeri e trasporto merci. Il provvedimento, spiega Giorgia Andreuzza, si muove su un duplice binario. Innanzitutto la responsabilizzazione di chi fruisce appunto la laguna,
Poi la salvaguardia da quello che è il grande problema del moto ondoso e la salvaguardia ovviamente delle persone dal punto di vista della sicurezza, perché sappiamo che la laguna nel suo unicum appunto non può essere considerata come una strada, ha bisogno di regole diverse, attente e peculiari. Ritorniamo in terraferma, dove ha preso il via la 3 giorni al Museo del Novecento per discutere del fenomeno delle infiltrazioni mafiose in Veneto. Una fotografia davvero preoccupante. Mafia in Veneto, presenza nell'economia e nell'ambiente. Ha preso il via la 3 giorni per discutere della presenza di infiltrazioni mafiose nella nostra regione presso l'auditorium dell'M9 a Mestre. I lavori sono stati inaugurati dal presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Da parte nostra abbiamo la possibilità di una collaborazione che nasce nelle Camere di Commercio proprio perché da un punto di vista della digitalizzazione sono quelle che hanno più dati possibili da poter dare insieme ad altri enti, soprattutto le forze dell'ordine, che da questo punto di vista hanno la conoscenza dove questo fenomeno in qualche modo ha attecchito più che in altri. Molti i relatori illustri della prima giornata, a partire dal procuratore Bruno Cherchi, che ha posto l'attenzione sulle azioni delle forze dell'ordine, sugli strumenti di contrasto alla diffusione della mafia in Veneto. L'economia veneta e l'economia e la struttura amministrativa, quindi pubblica del Veneto, funziona. È chiaro che ci sono sempre, in qualsiasi organizzazione, delle fessurazioni e delle difficoltà ed è in quelle che l'attenzione va posta. Quindi, però questo non può essere fatto solo dal pubblico, non può essere fatto solo dalla struttura pubblica, deve essere fatta anche dall'auto-organizzazione del sistema. La chiusura dei lavori è stata affidata al prefetto di Venezia, che ha posto l'attenzione su come le forze dell'ordine del territorio contrastino le associazioni criminali. Il nostro compito fondamentale è quello di fare un'attività di prevenzione. Se l'attività di prevenzione funziona non si vede, nel senso che non abbiamo la manifestazione reale di quello che sarà l'atteggiamento criminale. Spetta poi all'autorità giudiziaria, alla quale rivolgiamo un atteggiamento molto rispettoso e molto collaborativo, individuare invece le patologie. Nella serata di ieri, durante un'attività specifica, gli agenti della Polizia Locale di Jesolo hanno intercettato una vettura nell'area ovest del Lido che le verifiche hanno fatto emergere essere priva di copertura assicurativa. Il conducente, un quarantenne della zona, è risultato positivo, tra l'altro, all'alcol test. L'intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 20 nella zona della Pineta in seguito a una segnalazione da parte dei residenti che da giorni lamentavano la presenza di una vettura che percorreva ad altissime velocità le vie limitrofe, emettendo un rumore assordante, come dichiarato dagli stessi residenti. Giunti sul posto, mentre raccoglievano ulteriori informazioni, gli agenti sentivano il forte rombo di un terminale di scarico e, seguendo la sorgente sonora, hanno raggiunto in pochissimo tempo una Peugeot 106, la vedete, con allestimento rally, mentre percorreva via Correro. Ovviamente sono scattate tutte le denunce del caso. Evidentemente la via era stata presa come una pista da rally da parte di questo quarantenne, che poi è risultato positivo anche all'alcol test. Così dunque a Jesolo. Ma restiamo sulle strade del veneziano, sulla Romea. Basta inutili polemiche, dice il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, rispondendo agli attacchi del consigliere comunale e regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello. E aveva detto nessun problema perché i lavori avverranno di notte in senso di marcia alternato. Montanariello crea allarmismo e noi siamo per la sicurezza. Evidentemente Armelao anche questa volta è preso un'enorme buccia di banana perché i lavori stanno avvenendo di giorno, c'è una coda enorme, siamo a 2 cantieri al momento se non erro e vediamo cosa succederà più avanti, e pur essendo anche noi per la sicurezza rivendichiamo il fatto che c'è un disinteresse da parte tua della città. Avevamo lanciato subito questo allarme dicendo che ci sarebbe stato un periodo difficile. Non perde tempo il consigliere comunale d'opposizione Montanariello nell'attaccare nuovamente il sindaco Armelao all'indomani del caos sulla Romea, che ha visto lunghe code e anche un incidente.
Un attacco a cui il primo cittadino replica immediatamente, specificando cosa sia accaduto. Ancora una volta il consigliere comunale di minoranza Montanariello dimostra di non conoscere i fatti. Infatti è scivolato su 2 bucce di banana. La prima perché ieri quell'improvviso cantiere al chilometro 110 è un cantiere che non è di ANAS, quindi un cantiere programmato, ecco, a differenza di quelli che verranno fatti nei prossimi giorni, ma è un cantiere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. A causa di un cedimento ovviamente del manto stradale per il passaggio di una tubatura sottostante, sotto la carreggiata ovviamente della Romea, sono stati costretti a bloccare il traffico, quindi ANAS non c'entra nulla, il sindaco di Chioggia non c'entra nulla. Quanto successo ieri dunque non è la normalità, specifica Armelao, ma un imprevisto che non può accadere mentre si lavora. Poi specifica. Ma i cantieri a cui si riferisce lui ovviamente sono cantieri programmati, abbiamo già deciso di fare un restringimento delle careggiate dove ci saranno questi lavori sulla Romea e solamente in alcuni giorni in orario notturno ci sarà il senso unico alternato, quindi non andremo a colpire comunque i pendolari. C'è la necessità di fare questi interventi perché sono interventi che si fanno sui ponti. Dopo il crollo, non so se forse il consigliere Montanariello si ricorda del crollo del ponte Morandi di Genova, ecco, dopo quel crollo purtroppo che ha visto anche delle vittime, è stato creato una sorta di monitoraggio su tutti i ponti ovviamente della struttura della rete viaria italiana e ANAS si è resa conto che questi ponti hanno bisogno di interventi immediati ed urgenti. Presa di posizione netta dall'Università di Padova in una petizione lanciata su Change.org contro Giovanni Caruso, avvocato difensore di Filippo Turetta, nonché docente di diritto penale nell'Ateneo dove Giulia Cecchettin stava per laurearsi. I firmatari della petizione reputano inopportuno questo doppio ruolo ricoperto da Caruso e chiedono all'istituzione di imporre una scelta, ma la rettrice risponde: la liceità di una tale richiesta resta opinabile se arrivati ad un cortocircuito, continua la rettrice, per un paese democratico dove tutti hanno diritto alla difesa, compreso il signor Turetta. Noi adesso abbiamo la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per il TG di Venezia per darvi conto delle nuove polemiche sui rimborsi per l'acqua alta del 2019. Secondo la municipalità di Venezia e il Partito Democratico, il Comune ha complicato le modalità di accesso all'ultima tranche di rimborsi. È quasi trascorso un lustro dall'acqua granda del novembre 19, ma la sua onda lunga, è il caso di dire, continua a far discutere i veneziani. Al centro questa volta c'è l'ultima tranche di risarcimenti arrivata da Roma, 33 milioni per 1222 domande. Il presidente di municipalità Marco Borghi ha contestato il fatto che chi abbia già presentato la pratica dovrà riprodurre nuovamente tutti i documenti. Difficilmente, ha scritto Borghi, si vedono dei comportamenti amministrativi così diretti a complicare invece che a facilitare la vita dei cittadini, come quello messo in atto dall'amministrazione del Comune di Venezia sul tema dei ristori dell'acqua alta 2019. Monica Sambo ha presentato un'interrogazione in comune. I tempi adesso per integrare la documentazione, o meglio come parrebbe doverla ripresentare tutta, sono veramente celeri. Quindi il nostro interesse è quello anche che l'amministrazione faccia un'operazione anche di pubblicità e di chiarezza a questi residenti, perché non tutti purtroppo sono stati avvisati delle modalità, sono stati avvisati delle integrazioni che devono effettuare e quindi rischiano dopo 4 anni di attesa anche di perdere i ristori che invece gli sarebbero dovuti per legge. Sull'efficacia dei risarcimenti per l'acqua alta del 19 le opinioni si spaccano, erogati in una lunghissima sequenza di bandi che ad alcuni ha fatto ricevere i soldi dopo mesi, ad altri dopo anni. Secondo il presidente di municipalità Marco Borghi, una macchina organizzativa efficiente in grado di distribuire in poco tempo più di 34 milioni ad oltre 5.000 cittadini, secondo il direttore generale del comune Morris Ceron. Ora che siamo all'ultimo miglio, le polemiche continuano. E chiediamo all'amministrazione non solo e non tanto di rispondere a noi, ma più che altro di fare chiarezza ai cittadini. Questi sono soldi di cui i residenti e i cittadini hanno diritto e devono avere l'assistenza, l'aiuto e il conforto, oltre che ovviamente i rimborsi, dall'amministrazione comunale.
Prosegue il procedimento a carico di 8 sergenti dell'aeronautica militare accusati di atti di nonnismo nei confronti di Giulia Schiff di Mira, che all'epoca dei fatti era allieva pilota presso la scuola di volo del 70° stormo di Latina, una vicenda nota che ha fatto discutere. Gli imputati devono rispondere di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate. La terapeuta, in seguito al battesimo del volo dell'aprile 2018, aveva incontrato la ragazza ritenendo attendibile il racconto della giovane allieva pilota, spiegando che mostrava un'esigenza di approvazione e riconoscimento da parte degli altri e che quanto le era accaduto l'aveva gettata nello sconforto, determinando uno stato dell'umore maniacale, depressivo e di persecuzione, disturbi che sarebbero riferibili solo a quel particolare momento della sua vita. Il processo è stato aggiornato al 19 aprile. Noi voltiamo decisamente pagina, parliamo di un'operazione su vastissima scala del Patriarcato di Venezia che ha permesso di restaurare, pensate, in pochissimi anni 33 chiese di Venezia con una spesa complessiva di oltre 25 milioni di euro. 33 chiese veneziane restaurate nel giro di pochissimi anni con una spesa complessiva di 25 milioni di euro. Il combinato di bonus facciate, 8 per 1000 per l'edilizia di culto, PNRR per la sicurezza sismica e fondi privati ha permesso nel giro di brevissimo tempo uno dei più estesi restauri di chiese a Venezia. L'intervento è veramente significativo perché in questo periodo si è creata questa opportunità di uno sconto fiscale con lo sconto in fattura, con l'accesso al credito, che ha consentito di garantire la possibilità di attivare così tanti cantieri. Con i bonus facciate noi siamo riusciti a garantire la sicurezza di molti edifici che avevano problemi anche di tenuta dal punto di vista del rischio di caduta di parti del marmoreo o di lacerti di intonaco. In una lista sterminata che va dalla Basilica della Salute alla chiesa di San Giacometto, il patrimonio rappresentato dalle chiese di Venezia è impressionante per estensione e in termini di valore artistico e richiede una continua manutenzione. Diciamo che le problematiche più gravi sono state risolte. Il grosso è stato in sicurezza? No, perché sappiamo che questo nostro patrimonio è costantemente a rischio. Purtroppo il vero problema è proprio quello di non poter agire secondo una programmazione puntuale, perché siamo sempre in emergenza, cioè siamo sempre chiamati a intervenire su problematiche che emergono e che si impongono come una necessità immediata. Parliamo adesso della nostra programmazione perché c'è un appuntamento davvero importante, un appuntamento da non perdere. Sabato, giorno della memoria, in diretta su Antenna 3 dalle 21, lo spettacolo teatrale realizzato dagli alpini di Oderzo dal centro teatrale da Ponte dal titolo Baracca 18. Ho voluto creare questo evento, questo spettacolo, questo recital reading teatrale per cercare di fare memoria, sperando che non succedano più queste cose, anche se purtroppo vediamo che la realtà è ben diversa. In occasione del 27 gennaio, giorno della memoria, Antenna 3 trasmetterà in diretta dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto a partire dalle 21 lo spettacolo teatrale ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del Coro Ana di Oderzo. Sul palco l'attore Silvio Pasqualetto, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande e dalle immagini di Alessandro Ghezzer. I testi li abbiamo presi dal libro Diario clandestino di Giovannino Guareschi, delle storie chiaramente legate al tema della prigionia e dell'internamento che potessero alleviare in qualche maniera la sofferenza degli internati. Lui ha delle frasi particolari, come ad esempio quella frase emblema che dice "non muoio neanche se mi ammazzano". Il giorno della memoria il 27 gennaio, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini il 26 gennaio, data della battaglia di Nikolaevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini in un doveroso omaggio a quello che è stato e a chi ha profondamente sofferto. C'è stata proprio questa sinergia per rendere fruibile
anche non solo alle persone che verranno al teatro di persona, ma anche a tutti i telespettatori. Appuntamento dunque sabato sera alle 21 su Antenna 3 per partecipare a uno spettacolo nato dal cuore del nostro territorio. Ma il Presidente della Repubblica ha detto che l'arte è una forma di alta comunicazione che ci emoziona e ci aiuta a comprendere la profondità di fatti complessi e tragici per i quali le semplici parole non sempre sono sufficienti. Così dunque la nostra emittente si prepara a commemorare, a ricordare il giorno della memoria. Sabato sera a partire dalle 21 lo spettacolo Baracca 18. Ed è davvero tutto da Venezia e provincia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Benvenuti al Meteo. Anticiclone in rinforzo, si prospetta una giornata di tempo stabile, ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 25 gennaio. Sul Veneto alta pressione è sinonimo di nebbie, saranno anche piuttosto fitte nel corso della mattinata. Cielo in genere poco nuvoloso ovunque, sui monti maggiori rasserenamenti. Temperature stazionarie tutto sommato miti, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso sarà possibile la formazione di nebbie tra notte e mattino, a seguire nuvolosità variabile ma con ampie schiarite come ci mostra la grafica. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con temporanei annuvolamenti, specie al mattino. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.